Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il commendatore veneziano, vai di FIFA ragazzi, andiamo, Atalanta, domenica 8 dicembre, simuliamo, dai Tony, il triplettone di Tony si gode, il triplettone di Tony godiamo, 1-1, 1-1, 11 maggio 2001, vabbè, Catania, Scibula. Che bello. Ma porca di quella porca. Voglio giocare. E arriva un 3-1 perentorio a Catania. Attenzione. Ok, qua non sto soddisfando nessun requisito. Molto bene. Là, adesso va con la Lazio gioco. Con una più forte gioco. Vediamo. Sarebbe proprio da ridere. No, simula anche... Spero non gioco mai, però, fioi. Crisi nera, fioi. Crisi nera per Veneziano. Veneziano non gioca. Sarebbe bello vincere con la Lazio, ma la vedo abbastanza dura. Infatti, 2-0 a casa. 2-0 a casa. Inter Milan 3-2, ma no. No, sono iniziato anche il mercato, però non penso di trasferirmi. Cioè, mi piacerebbe riuscire a fare, insomma... Sì, se poi non mi offre veramente una squadra molto molto interessante. Ma anche qui, ancora sbaglio tasto, anche questa sì, però ragazzi, cioè, come faccio a fare 5 gol se non gioco? Come si fa? Ah, Udine ragazzi, il Friuli voglio i 3 punti, li pretendo. Pareggio, i tu grandi turbe però. Allora, vediamo, prestito. Chi? Novara. Mi fanno da cagare ste squadre, cioè devo che divertirmi nella squadra, preferisco fare panchina qua, Napoli, dai che giochiamo col Napoli, e col Napoli si gioca, Verona-Napoli, sì, solo con le big giochiamo, bene, vai, San Paolo, 11 gennaio 2014, Pac, ed è gol, vai. Seguiamo giocare una partita attenta. Ciao. Ciao Fabietto. Tutti insieme. In campo oggi si affrontano Hellas Verona e Napoli. Qual è il tuo giudizio sui padroni di casa, Peppe? Sanno giocare in modo semplice ed efficace e questo gli garantisce una posizione di tutta tranquillità, anche se non sono certo una delle squadre sotto i riflettori. Cross intercettato, sfuma l'occasione. Corner, subito corner. Calcio d'angolo. Vai, buttala su, no il gol, bravo. Interviene con un tempismo eccezionale. Ma perché mi fanno giocare con le big però, che cazzo. Callejon. Avanza verso l'area. Aia. Qualche difficoltà ma riesce a liberare. Il comandone di poco riesce a fare una cosa proprio bella. Si libera dell'avversario. Suniga. Ora può passarla. Ragazzi, cerchiamo di rubare palla però. Brutta questa, brutta. Una palla che non ha creato nessun problema alla difesa. Massimo Donati. Bravo Cube, bellissima. Vai ragazzi. Ma no, sì, però, ma veramente solo con i miei passaggi non fanno niente. Ma che due maroni. Donati. Niente, errore. Marek Hamsik. Restituisce la palla. Marek Hamsik. Tiro bloccato dall'esterno difensore. E l'appoggio di testa un compagno. Ma dai, era fallo, porco. Occhio Mertens. Mamma mia. Intervento, sventa il pericolo. Massimo Donati.
Lanciami bene. Ecco appunto. Romolo. Rafael Martini. Bella. Fallo. Niente, non me lo dà. Zabaleta. Zabaleta. Yohe Kahehon. Jose Kahehon. Guarda come girano palla, come gira palla. Il controllo del pallone. E ormai in zona d'attacco. Ocio. Cross dal fondo. Buttala su. Il parata Bravo. del portiere. Spondone che non va a buon fine. Niente da fare. Da fare. Zabaleta. Non ci siamo. La la. Cacciatore. Cacciatore. Romolo. Vai Come, prendila. Ma prendi! Vabbè, però sei un coglione. Ma che cazzo fai? Mamma che scuola di merda che ho. Dai, pressiamoli. Guarda che se li pressiamo sbagliano. Si porta in avanti. Ma cosa? No, però mi sto incazzando, fioi. Romolo. È ufficiale. Guarda, non la passano mai quando devono passarmela, sti coglioni. Higuain. Mi chiedo se ci darà una Higuain, famosissimo Higuain. Riesce a reggere il peso dell'attacco da solo, muovendosi in continuazione per farsi trovare smarcato. Non stiamo giocando male, però non vogliono passare, sono invidiosi che io Tori, c'è poco da fare. Non li sopporto sti passaggetti, però che fastidio, mamma mia. Può appoggiare al compagno. Mi sta sui maroni ste robe. José Callejon. Aia, gol. Brutta. Bravissima, bravissima. Molto bene. Ancora il cumulativo, ma perché? Un intervento prodigioso. Oh, sti cumulativi di merda. José Callejon. Si spinge in avanti. È intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima visione di gioco. Dai senso fioi, della dai, posizione. corriamo. Sembra non me l'aspettavo più ormai, cioè. Vai. José Callejon. Zabaleta. E l'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. Nonostante la palese superiorità non sono riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio. Speriamo non debbano pentirsene nella ripresa, perché hanno sprecato davvero moltissimo. Dai fioi. Comincia così la seconda frazione di gioco. Vai. Per poco, però non stiamo giocando male, è che manca quel qualcosa. Manca quel qualcosa, porca miseria, dai. Ha concesso il vantaggio. Ma dai, ma non mi puoi dare il fa. Ah, ma stai zitto. Berami. Efficace. E il Come stavolta la recupera. Cosa fa? Neanche a Bonese magari fa i tacchi, sti qua. Zuniga. Bello sto passaggio, bello. José Callejon. Marek. Ose. Il Comendone vuole segnare, cazzo, ho bisogno di un gol. Marek Hamsik. Berami. Palla in aria. Prendila. Spazza, non senza qualche difficoltà. Sicurissimo il portiere che Dai portierone, bravo, portierone subito. tira in molla per il possesso palla. Guarda come me la frega. Sono lento. Avanza palla al piede. Higuain. José Jose Callejon.
Bravissimi, dai, passaggi corti. Dai che arrivano punti in più. Hamsik. José Callejon. E la recupera Veneziano, di cuore. 1-2 di precisione. Bravissimo. Ma sono lento, ma di fisica forse niente. Arriva l'arbitro, potrebbe Fallo! fare il cartellino. Ma tu sei no, ma tu non stai bene. Berani. Porta palla verso l'area. Deve avere un po' di pazienza, ragazzi, le partite non sono spettacolari, ma d'altronde sono una merda il giocatore. Sbaglia tutto, palla oltre la linea dell'out. Sbagliato anche questo. Sbaglia l'appoggio, sarà rimessa con le mani. Dai ragazzi, proviamoci. Albertazzi. Prendila. Rafael Martino. Niente, sbagliamo in continuazione. Sulla fascia, fa sulla palla. Romulu. Occhio. Sotto pressione, riesce a spazzare. Chiusura efficace. Niente da fare. La prossima partita prova a mettere a livello esperto, ma in questa modalità è più difficile, non lo so. Cambio alla prossima interruzione. Non so che dire. Enrique. Ma sì, però sti torelli qua, non so, cioè, per carità, cioè, sicuramente rispetto a PES 100.000 volte meglio. Però sti torelli sono inguardabili. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Rafael Martino. Bella questa. Si avvicina. Bella questa, dalla ma dai, ma dalla. Avrebbe multato per eccesso di velocità. Adesso me la dà, ma vai a fare un salto da tua madre che è una zocca. Cambio tattico con cui l'allenatore cerca di dare una svolta alla partita. Ma dai, questa è proprio una porcata. Per avvisare la posizione di fuori gioco. Dopo la fase di stallo siamo arrivati ai minuti finali della partita e vediamo se le squadre si sbloccano. Oddio, Callejon è andato. Mi hanno sostituito, bene. Ragazzi, vabbè, partita un po' così. Come è finita? Almeno me lo puoi dire, grazie. Che domaroni, però, che domaroni. Vabbè, ragazzi, un saluto dal Cumendone veneziano. E niente, con Napoli un pareggio. Alla fine l'abbiamo pareggiata. In classifica come siamo? 13esimi a 20 punti, non male, non male. Raga, un saluto del Comandante Veneziano, prossima partita. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.